Sono onorato per la terza nomina consecutiva come Country Coordinator per l'Italia della conferenza internazionale Medcom 2026, un grandissimo evento mondiale dedicato alla comunicazione che il prossimo anno si svolgerà a marzo, il 23 e il 24 a Bali, in Indonesia. Devo dire che la lettera, accompagnata anche da tanti complimenti, e di questo ringrazio l'organizzazione, mi comunica anche che sono stato reinserito nel comitato scientifico di questa conferenza e mi chiede anche di assumere l'incarico di Global Health Track Advisor per Medcom, per supportare i rapporti tra le istituzioni italiane, le imprese e questa importante conferenza. Sono davvero contento perché anche il tema della conferenza è straordinario: ripensare il futuro dei media, sostenibilità, resistenza e giustizia della comunicazione. Questo evento, che si riconferma importantissimo a livello mondiale, è importante per il presente ma anche per il futuro della comunicazione. Siamo in un momento di grandissima rivoluzione sancita da questa intelligenza artificiale che sta occupando le nostre vite, una presenza ormai diventata davvero incisiva. I temi di questo evento mondiale sono di grandissima attualità, perché leggere il futuro della comunicazione affrontando anche argomenti più caldi, appunto come quello della sostenibilità, della resistenza, ma soprattutto un altro tema che per me è fondamentale, quello del bisogno di verità contro ogni forma di disinformazione, in un momento in cui le guerre, le violenze certamente stanno alterando le nostre vite. Al centro del dibattito mondiale, certamente sarà anche tema di Medcom 2026, anche un uso consapevole delle tecnologie e in particolare dell'intelligenza artificiale. Quindi, come sempre, spero di poter dare il mio modesto contributo e di farlo con umiltà, ma anche con grandissimo impegno.